Un weekend straziante che ha macchiato di sangue le strade del Veneto. Sabato sono state 5 le vittime della strada, l'ultimo un ragazzo di 19 anni di Piove di Sacco, Marco Coletta, lungo la strada regionale 516 Pegolotte di Cona, nello scontro tra la sua auto e un furgone e un'altra vettura finite tutte rovesciate nelle siepi in fianco alla strada, distrutte dall'impatto. Nelle stesse ore a Tiene, Cristian Fontana, a bordo di una moto, veniva travolto da un pirata della strada per poi spirare all'ospedale di Sant'Orso. Il conducente del camion che l'ha investito, Pietro Gentile, 48 anni, casertano, domiciliato a Molvena, è stato rintracciato poco dopo. Era positivo all'alcol test e anche al droga test. Domenica notte, lungo la strada tra Rino e Dolo, un'auto è uscita di strada finendo la sua corsa in un fossato. A bordo c'erano 4 persone, tutte ferite. I vigili del fuoco hanno estratto 2 persone rimaste incastrate nell'abitacolo dell'auto. Altre 2 sono riuscite a venire fuori autonomamente. Poche ore dopo, nel Padovano a Deserto d'Este, un'altra automobile è finita fuori strada nel canale di Scolo dopo la perdita di controllo da parte del conducente. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno estratto 3 persone, 2 donne, il conducente, tutti anziani, rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo, solo lievi ferite per loro. Mezz'ora dopo, lungo la Treviso Mare, a Musile di Piave, all'altezza dell'intersezione con la statale 14 verso Caposile, uno scontro spaventoso ha coinvolto 3 auto, 7 i feriti in questo caso, tra cui un bambino. 3 sono in gravi condizioni. Tra gli interventi di domenica anche l'incendio di un'abitazione a Padova. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo il proprietario, che era bloccato su un terrazzino. Un'altra persona dentro casa è riuscita a uscire da sola. Le fiamme hanno provocato gravi danni a tutto l'alloggio su 2 livelli e anche al tetto, probabilmente innescate dall'incendio di un materasso. La settimana è iniziata in maniera tragica con un nuovo incidente mortale lunedì mattina a Borgoricco, lungo la statale del Santo, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua auto e un camion.